Nella lista dei possibili Covid hotel in Veneto, due sono situati a Jesolo, il Lucciola e il Progresso, entrambi di proprietà di Matteo Rizzante, che però sostiene di non essere stato contattato direttamente. L'abbiamo preso dai media, voglio dire, aspetto la mail con ansia di conferma e da quel punto sarò ufficialmente a disposizione. In realtà Rizzante aveva dato la sua disponibilità tempo fa, sia per ospitare persone positive al virus che personale sanitario, senza però ricevere risposta nel frattempo. La disponibilità ad ospitare positivi è stata data già a fine stagione, verso ottobre, ed eravamo in attesa di una risposta. Nel momento in cui anche l'ospedale ha richiesto a noi, noi abbiamo una piccola onlus che si è occupata di ospitare operatori sanitari nel periodo di aprile-maggio, abbiamo offerto nuovamente questa possibilità e quindi abbiamo dato un'apertura all'ASL che necessitava di un aiuto ad ospitare degli operatori sanitari presso le nostre strutture. Quindi Rizzante sarebbe pronto, ma deve essere opportunamente informato. In questo momento al Residence ho degli ospiti, al Lucciola ho degli ospiti, devo sapere come devo comportarmi, quindi se la struttura deve essere libera mi comporterò di conseguenza, ma voglio dire, sono tutte cose che sono risolvibilissime, ma devo avere delle procedure, devo ricevere delle procedure chiare sulle quali poi basare tutta l'operatività. Le strutture sono state pulite e sanificate a prescindere, perché comunque chi entra o chi soggiorna presso una delle nostre strutture ha diritto di essere e di soggiornare in una struttura sanificata, questo è logico. Sono a disposizione in questo momento per essere occupati da chi la Regione mi dirà. Per quanto riguarda il personale sanitario, il titolare mette a disposizione altre sue strutture alberghiere, grazie alla ONLUS che ha creato. Il fondo non è illimitato, è una piccola onlus, abbiamo ancora delle riserve e queste sono destinate, ho già dato conferma al direttore Bramezza, che sono destinate ai loro operatori.